Come risulta dalla relazione della visita ispettiva dell'ARPA dello scorso 10 giugno, le emissioni acustiche dello stabilimento della Ferriera di Trieste non sono conformi. Lo mette in luce anche quanto emerso anche sulla stampa dalla visita della Commissione parlamentare bicamerale sui rifiuti. Noi sappiamo che sono stati eseguiti i lavori urgenti che erano prescritti dall'AIA, che anche se in ritardo rispetto alla data del 28 febbraio, e che entro il 30 luglio dovrà essere presentato il piano di risanamento acustico, che dovrà essere presentato dopo 6 mesi del rilascio dall'AIA, che dovrà essere attuato nei successivi 30 mesi. A fronte di tutto ciò, appunto, come messo in luce precedentemente, il problema del rumore continua a persistere. Sono numerose le segnalazioni dei cittadini in ordine appunto alle emissioni rumorose provenienti dall'impianto che risulterebbero anche già oggetto di sanzione da parte delle autorità competenti. Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta per conoscere quali provvedimenti la Regione intenda assumere per garantire il rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico. Grazie. Prego, Assessore Vito. Assessore Vito, prego. Sì, non mi pare... Passi a destra. Peroni. Dove attiviamo? Peroni, sì. Oh, chissà, nella vita non si può mai sapere. Allora, pregiatissimo consigliere, sul tema rumore prodotto dalla Ferriera di Servola è opportuno riepilogare quanto avvenuto negli ultimi anni. Come prima cosa, con nota 469 del 7 febbraio del 2013, l'ARPA del Friuli Venezia Giulia trasmetteva alla Direzione Centrale il documento Valutazione di impatto acustico verso l'esterno, legge 447 del 95 e successivi decreti di attuazione. L'indagine evidenziava il superamento dei valori limite diurni e notturni in 2 dei 3 punti di misura. Con la nota 22.510 del 2013, la società Lucchini SpA è stata diffidata a compiere determinate operazioni gestionali e a produrre un piano di risanamento acustico. Il tema dell'inquinamento acustico era pertanto noto e si stava cercando di porre rimedio. Vi sono stati poi noti eventi che hanno consentito di individuare un nuovo soggetto gestore dell'impianto siderurgico. Ciò è avvenuto a seguito della sottoscrizione di una serie di accordi di programma che hanno l'obiettivo di disciplinare gli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali, nonché il recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste. Per quanto attiene specificatamente l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel gennaio 2016, va ricordato che nel corso della seduta del 26 novembre del 2015 la Conferenza dei Servizi ha esaminato i dati dei rilevi acustici eseguiti su disposizione dell'autorità giudiziaria nell'ottobre del 2015. L'autorità giudiziaria ha autorizzato l'utilizzo dei dati da parte della Conferenza dei Servizi proprio per consentire una valutazione attenta e consapevole della situazione in essere. A causa dei valori rilevati, il Comune di Trieste ha chiesto con insistenza di individuare da subito alcuni interventi di mitigazione acustica da eseguire prioritariamente senza attendere gli esiti di un apposito studio. Nella successiva ultima seduta del 4 dicembre 2015 detti interventi sono stati individuati e si è stabilito di fissare il termine del 28 febbraio 2016 per la loro esecuzione. Il decreto 96 del 2016 ha poi recepito le indicazioni della Conferenza dei Servizi. Il decreto 96 ha poi stabilito che l'azienda effettui una campagna di rilevazione acustica entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi di mitigazione ritenuti prioritari. E sempre il medesimo decreto ha prescritto a Siderurgica Triestina di produrre uno studio di mitigazione acustica entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA ed ha assegnato un successivo termine di 30 mesi per realizzare le opere di mitigazione acustica ad esso previste. Gli interventi urgenti e prioritari si sono conclusi e hanno consentito un miglioramento della situazione ambientale. Il decreto di autorizzazione prescrive il raggiungimento del rispetto dei limiti di legge sui valori di emissione acustica entro fine gennaio 2019. 36 mesi dal rilascio dell'AIA. Il prossimo adempimento, cui è soggetta Siderurgica Triestina, attiene alla presentazione dello studio di mitigazione acustica, termine fine luglio 2016, il quale verrà valutato dall'amministrazione regionale e dagli altri enti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi, in primis il Comune.
L'attuazione del piano sarà oggetto di costante attenzione della parte pubblica. Consigliere Ussai. Pregiatissima assessora. Allora, la ringrazio per questo riepilogo, però la mia domanda era quali provvedimenti concreti intende assumere per garantire il rispetto dei limiti di legge. Lei mi ha ricapitolato quello che è stato fatto fino ad oggi. Ad oggi non si sta rispettando i limiti di legge e non è accettabile che si aspettano 30 mesi per... I cittadini devono sopportare per 30 mesi il superamento dei limiti di legge per arrivare a gennaio 2019 a vedersi rispettati i limiti. Non credo che un'AIA possa far derogare il rispetto dei limiti di legge, per cui io non sono assolutamente soddisfatto della sua risposta e le chiedo di intervenire immediatamente, chiedendo una revisione dell'AIA, facendo qualsiasi intervento che la Regione possa fare per far rientrare quanto prima nei limiti di legge. Le ripeto, non è possibile che i cittadini aspettino 30 mesi per la riduzione dell'impatto acustico e per rientrare ai limiti di legge, andando avanti a continue sanzioni da parte delle autorità competenti. Grazie.